adesso tutto è pronto per l'inizio della partita cominciata proprio in questo istante con il calcio d'inizio battuto da Tommaso Bonanno, capitano di questa squadra. L'apertura subito nel profilo centrale di questa linea difensiva che adesso raggiunge Mancini per linee centrali. Il fallo su Tane lo commette Rizzo e poi subito indietro De Luca si è avvicinato al punto di battuta del calcio di punizione con pallone giocato per linee orizzontali. Diop lo gioca largo a sinistra dove poi interviene Johnson, posizione d'attacco della polisportiva Santa Maria Cilento, direttamente da Giovanni Cristian Greco, estremo difensore, la gioca con i piedi. Poi Mancini. Ci siamo spostati sul settore sinistra del campo, la giornata è luminosissima, quasi temperature tardo primaverili. Adesso attenzione perché Johnson apre sul segmento di centrale, poi pallone conquistato ma c'è un fallo commesso ai danni della Catania. Le proteste da parte di Francesco Di Gaetano che dice che nella circostanza poteva l'arbitro soprassedere. Marcolin non è dello stesso avviso, rivediamo proprio il contrasto lì in mezzo al campo. Il fallo c'era, l'arbitro ha visto bene il calcio di punizione che adesso sta per battere il Catania. In avanti De Luca, si sposta 15 metri avanti anche Sarao per linee orizzontali, la gioca il Catania con Rizzo, apertura sulla fronte di destra all'indietro, poi l'appoggio in verticale con subito Giovinco che prova a mettere in movimento Sarao. Pallone comunque non filtra, assolutamente chiusa la linea difensiva dei giallorossi di casa con maglia bianca per l'occasione, con i colori sociali. Hanno praticamente indetto una mostra proprio in apertura dei cancelli con tante fotografie che ricordano i momenti più importanti. Nel frattempo ci prova Boccia sul fronte offensivo di destra, viene atterrato prima che lo stesso potesse convergere all'interno dell'area di rigore. Primo piano per Giovanni Ferraro, tecnico del Catania, e vedete proprio alle sue spalle in controluce lo striscione che augura il Catania un pronto ritorno in Serie A. Poteva essere davvero una bella festa di calcio, ovviamente tutto comparto partenopeo in parte ovviamente, ma è vicino ai colori del Catania ed oggi probabilmente per questa frazione di Salerno, sarebbe stato frazione di Castellabate in provincia di Salerno, sarebbe stata un'ottima occasione per accogliere i tifosi del Catania. Battuto il calcio d'angolo proprio in questo istante, salta più in alto di tutti, ha provato l'incursione di testa del Catania, non c'è riuscita. Attenzione perché c'è subito la ripartenza però immediata dei giocatori con non c'è fallo, però dice il direttore di gara, perché era partito Diop, ha praticamente percorso 35 metri, palla al piede, poi è stato chiuso nel momento dell'ingresso all'interno dell'area di rigore. L'arbitro piazzato ha detto che non c'erano gli estremi del calcio di rigore, si era alzato Diop, aveva praticamente lamentato un contatto di troppo. Senegalese, giocatore al quale dobbiamo fare particolare attenzione perché prende la volata e comincia a prendere la corsa sulla corsia di sinistra. Lo aveva fatto in quella circostanza, chiuso comunque prontamente, la rimessa con le mani, silenzioso. Ovviamente il pubblico di casa, non ci sono più di 300-400 spettatori in questa tribuna, poi la cinquantina proprio alle spalle. Centrocampo con De Luca, l'incursione di Giovinco, lo scambio sul stretto, Giovinco, De Luca prova a chiudere la triangolazione, capisce tutto Mancini, mette il pallone fuori, oltre la linea dell'out. Siamo giunti al quarto minuto nel corso di questo primo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0. Vorrei subito far intervenire Marco Cardi, non sappiamo che cosa ci giunge dalle due panchine, lo facciamo subito con Marco.
Buon pomeriggio di nuovo Angelo, e allora intanto mentre il Catania va al tiro con Vitale e il pallone finisce fuori, allora le indicazioni innanzitutto sulla disposizione della Polisportiva Santa Maria Cilento, perché sappiamo che l'allenatore dei Campani ha spesso giocato a 4 in difesa in questo campionato, ha giocato a 3 nell'ultima partita contro la Vibonese, perdendo fra parentesi 3-1, e oggi presenta un 3-4-3 inedito, insomma le prime indicazioni di Ferraro e di Zeoli sono state proprio su questo, per fare capire appunto la disposizione dell'attacco della squadra avversaria, indicazioni soprattutto per Ferrara, che è la grande novità al centro della difesa del Catania. Per il resto ovviamente l'intenzione è quella di far fruttare al meglio la posizione di Giovinco fra le linee, e dunque i movimenti di chi insieme a Giovinco deve costruire l'azione offensiva. A proposito di Giovinco, subito il lancio per Sarao, prova a fare un 1-2, poi incespicano i due difensori e manca davvero per un attimo l'appuntamento con il gol De Luca, che si è trovato davvero tra i piedi in scivolata un pallone che sarebbe stato delizioso poter collocare in fondo al sacco. Non ci è arrivato e lo guarda praticamente Sarao come per dire: beh, te l'avevo messa lì. Due che pasticciano in area di rigore, Sarao comunque che mantiene la posizione, poi pallone che filtra proprio a ridosso della linea che demarca l'area di porta, arriva in scivolata De Luca in controtempo, pallone che disfila davanti, e adesso c'è un accenno di così qualche scintilla sulla battuta di un calcio di punizione. Si mette Rizzo tra i compagni di squadra, evita anche i contatti tra Vitale e Maio, hanno qualcosa da dirsi, poi arriva Sarao, allontana l'avversario, lo fa con l'autorevolezza di un attaccante comunque che ha sempre un certo carisma. Avete rivisto le azioni prodromiche a questo calcio di punizione. Marcolin ha fermato tutto, ha sedato gli animi, ci sono due cartellini gialli, poi se lo becca Vitale da una parte per avere scatenato la bagarre, e anche Pane, i due ammoniti di questa partita, tanto per essere chiari e per evitare che una partita comunque normale possa degenerare con qualche scintilla di troppo. C'è il calcio di punizione, lo batte Giovinco, ma il Catania è andato vicino alla marcatura al 6° minuto, appena scoccato di questo primo tempo, con il pallone che era stato conquistato alla meno peggio da Sarao all'interno della rigore, poi la chiusura un po' così non perfetta su di lui, due difensori che vanno praticamente ad incrociarsi, Diop con Ferrante, poi Koulibaly mette palla comunque al centro, non arriva De Luca, è praticamente quasi a porta vuota, non riesce a deviare il pallone in rete. Finora tanta confusione, Rizzo all'indietro si rifugia poi nell'esperienza di uno dei difensori più importanti, uno sempre costantemente utilizzato nonostante tantissimi turnover della Catania, che è proprio Lorenzini. Si gioca adesso sulla versante di sinistra del campo, Sciabolata ad aprire per Mancini, il controllo di Mancini, non c'è nessuno su di lui, lo scarico all'indietro per Ferrante, ancora una volta Mancini, poi triangolazione ad uscire, lo stop di petto da parte di Umar Diop, e poi Johnson, arriva Ferrante, gioca una buona partita comunque la Santa Maria del Cilento, 1-2 in velocità, pallone che rimane comunque all'interno dell'area di rigore, nessuno ne riesce ad approfittare. Sarao caricato, ma conquista il pallone il Catania. Sarao all'altezza del cerchio di centrocampo, prova a lanciare De Luca, ma il pallone di viaggio dritto per dritto, non prende l'esterno di sinistra, troppo profondo per l'inserimento di Giovinco, e quindi arriva da Grieco, lo smista per i compagni di squadra, riparte con questo giro palla con Ferrante, poi con Diop, ancora con Johnson, e adesso arriva quella posizione, il fischio del direttore di gare, pallone che è finito fuori, la rimessa con le mani a favore della Catania. Koulibaly ritorna nella sua
posizione arretrata, pasticcia anche nel controllo di testa, poi prova a scaricare con il sinistro Giovinco, non ci riesce, pallone intercettato, comunque tiro anche sporco, arriva facile tra le braccia di Greco. Ancora riparte dalla linea mediana del campo, le operazioni di manovra, costruzione della manovra da parte della Polisportiva Santa Maria Cilento. Tentano un'apertura sulla versante di destra, arriva Vitale, chiude poi Ferrante con le mani, arriva anche Mancini, giocata in mezzo, nessuno va a chiudere, a pressare, arriva poi in seconda battuta e forse commette anche fallo, anzi tolgo il forse, la circostanza il Catania con Palermo, battuto il calcio di punizione a favore della formazione di casa. Dalla panchina Ferrara dà indicazioni ai suoi uomini, soprattutto ad una linea difensiva quasi inedita, troppo profondo il lancio, a cercare poi la progressione. Vitale, e non è la sua giornata migliore, stavolta si prende una piccola ventetta Mancini sulla 24 della formazione rossazzurra, deve fare attenzione comunque Vitale perché è stato ammonito. Inquadrato dai nostri teleschermi, alle sue spalle c'è comunque Castellini che soggioca nella posizione di esterno di sinistra nella linea difensiva con De Luca, lo scarica all'indietro e poi prova la battuta di controbalzo il Catania con Palermo, il pallone che si perde comunque fuori. Ci ha provato la formazione rossazzurra, inquadratura nel frattempo per Giovinco, non c'è un attimo, arriva Rizzo, viene chiuso proprio da Johnson, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, poi qualche scintilla tra Lorenzini e Johnson. Lorenzini lo spinge un attimo, gli aveva tolto il pallone dai piedi Johnson, questa è la scivolata, questo è il momento in cui la direttore di gara fischia il calcio di punizione, qualche scintilla di troppo e adesso Guardaline che parla con il direttore di gara, Lorenzini che si difila e Johnson, il ghanese, che parla con il direttore di gara e gli dice che probabilmente meritava il cartellino giallo il fallo di Lorenzini. Rizzo batte il calcio di punizione, torniamo nuovamente alla partita giocata con De Luca, prova la girata, c'è un pallone intercettato con le mani all'interno dell'area di rigore, protestano i giocatori della Catania, non c'è calcio di rigore, però secondo il direttore di gara vedremo quello che è capitato. Siamo in una postazione che ci porta praticamente a un paio di metri soltanto sopra la linea che demarca l'altezza del campo di gioco, non abbiamo una grande proiezione, ci aiuterà sicuramente Marco, ma dalla bandierina ha battuto il calcio d'angolo, uscita a vuoto, una serie di rimpalli, poi c'è fallo in attacco, l'arbitro fischia però con un notevole ritardo il calcio di punizione a favore della Polisportiva Santa Maria Cilento, nulla di fatto e poi chissà potremmo rivedere quell'azione precedente che aveva visto le proteste velate comunque della Catania su questo pallone intercettato con le mani all'interno dell'area di rigore. L'arbitro comunque aveva abbondantemente lasciato correre. Koulibaly poi adesso riparte dalla linea mediana del campo, il gioco che rimane comunque particolarmente lasciato libero dai centrocampisti della Catania fino alla metà campo. Diop scarica per Koulibaly, tutto libero il fronte di offensivo di centrodestra. Vitale viene saltato, deve fare attenzione perché Johnson lo punta, lo salta, poi l'apertura sul fronte di destra, lo scambio su questo elastico dove hanno provato a costruire qualche azione i giocatori della Polisportiva Santa Maria. L'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione. Qui oggi Vitale o le prende o le dà, ne sta prendendo parecchie, attenzione perché il giocatore con la maglia numero 24 è già stato ammonito, deve mantenere i nervi saldi. Bonanno gli chiede scusa, una pacca tra i due, niente di particolarmente serio, niente di particolarmente grave. L'intervento invece di Koulibaly che si mette davanti ad intercettare il pallone, lo spinge oltre la linea dell'out, poi riprende nuovamente il Catania, lo fa con Palermo,
controllo del giocatore con la maglia numero 23, gli sdradi con il pallone dai piedi, ancora una volta ritorna però Rizzo sulla posizione all'indietro per Lorenzini, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, può partire la manovra della Catania ma si ferma perché sono 11 dietro la linea del pallone, soltanto Johnson si trova in una posizione più avanzata, sarà praticamente il riferimento offensivo centrale della squadra allenata da Francesco Di Gaetano. Finora davvero portieri disinteressati al match, partita che si è per 15 minuti svolta soprattutto nella linea mediana del campo, e vorrei subito le prime indicazioni da Marco Cardi dopo questi primi 15 minuti di partita. Molte le indicazioni che arrivano da Ferraro, intanto c'è un altro fallo, insomma sono anche delle lamentele nelle panchine per alcuni gialli magari non assegnati all'arbitro, ma al di là di questo ti dicevo, le indicazioni sono sì per il gioco offensivo del Catania, ma Ferraro sta molto attento alla disposizione dei suoi quando è in possesso di palla il Santa Maria Cilento. Vi ricordiamo che la squadra avversaria del Catania presenta intanto due nuovi acquisti oggi, che sono Giovan Battista Catalano e Antonio Maio, direttamente titolari. Un po' questo ha anche portato al cambio di modulo, pensiamo ad esempio al ruolo di Koulibaly, che nella sua carriera ha giocato un po' dappertutto, ma come moduli ovviamente, ma adesso si trova come braccetto quando lui ha dato il meglio in questa stagione come esterno, per cui il Ferraro è molto attento a dare disposizioni tattiche ai suoi in questo senso. Attenzione perché un pallone all'interno dell'area di rigore della Catania viene comunque spedito oltre la linea dell'auto e viene controllato nel momento da Castellini, che vede che il pallone comunque, ultimo controllo ad opera dell'avversario, mentre Vitale ha visto tutto, dice il direttore di gara, allontanano Vitale. Ho detto che Vitale oggi avrebbe rischiato sicuramente qualcosa, dovrebbe anche i compagni di squadra vanno da Vitale, pallone lontano, distante, e sì, l'arbitro sembra che abbia visto qualcosa, giocatore che rimane dolorante per terra, compagni di squadra che allontanano Vitale che va subito a parlare con gli avversari, lo allontanano i compagni di squadra, Barrizzo a dire proprio a Vitale di allontanarsi, lo mette praticamente in riga, deve stare attento però il ragazzino che ancora dice che non ha contrastato il giocatore avversario in maniera irregolare, gli dice cosa fai, ma secondo me farebbe bene a questo punto Ferraro a pensare ad una sostituzione prima che questa partita si comprometta, prima che siamo in 10. Dal primo minuto particolarmente nervoso Vitale, sicuramente oggetto di piccoli falli, ma anche lui non si è tirato indietro e poi a pallone distante se è accaduto qualcosa, sicuramente graziato dal direttore di gara e dal guardaline che era impegnato a vedere gli sviluppi dell'azione più davanti, camere che non hanno ripreso gli episodi ma si sono lamentati particolarmente. Attenzione però, nel frattempo ci prova il Santa Maria Cilento con Bonanno, palla che viene messa alta oltre la traversa della porta difesa da Peters. Non è una bella partita quella del Catania, diciamocelo chiaramente. Nel frattempo state rivedendo i momenti in cui il giocatore si è accasciato al suolo, ma non ci siamo accorti di nulla che abbia compromesso, almeno da quelle immagini che abbiamo potuto ricavare. Contatto così violento con il viso, con la volto del giocatore. Ovviamente avremo modo e tempo per poterlo rivedere. Quello che non dobbiamo rivedere sono 18 minuti così giocati da un Catania che finora non ha trovato sviluppi, non ha trovato sbocchi, non ne ha pure cercato di giocare un pallone giocabile. Tutti sporchi, tutti sbagliati lì davanti, peccato, e questo porta sul piano della partita a mettere il gioco laddove lo vogliono gli avversari, pizzico di nervosismo e a volte trovare gli spazi, la fluidità per cercare la profondità e magari, perché no, il jolly. Attenzione, ancora quindi Santa Maria Cilento, fallo a centrocampo, commette Rizzo, abbiamo grandi difficoltà a centrocampo, siamo costretti al fallo sistematico e questa è una situazione che ovviamente non depone benissimo per il Catania. Guardate, sì, tra
palla e piede, più piede che pallone l'avversario. La chiusura era stata di boccia e l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione per il Santa Maria Cilento. Siamo giunti al 20° minuto nel corso di questo primo tempo, risultato di 0-0 tra i più brutti 20 minuti comunque sinora giocati dalla Catania. Si riparte dalla posizione più arretrata, quella di Koulibaly, poi tocco per Maio, la chiusura sul numero 20 della formazione giallorossa. Si riprende quindi a giocare con una rimessa con le mani in attacco la squadra di Francesco Di Gaetano. Lo stop e poi tra due avversari lo scarico su Bonanno, ancora all'indietro. È una cerniera quella che funziona, quella con Mancini per linee centrali. Arriva Sarao a fare praticamente il centrocampista aggiunto. De Luca tra due avversari, alla meglio però si strappa gli applausi del pubblico. Koulibaly che ha praticamente finta di corpo, adesso però arriva Giovinco, prova a caricare il destro, Koulibaly la spedisce poi esterno alla rete da parte di Sarao, pallone che comunque si perde fuori e tutto nasce da un'azione diciamo individuale della Catania. Vedete Sarao, aspetto di controbalzo a mettere il pallone ma non chiude il sinistro, lo tiene leggermente largo. Sulla traiettoria comunque c'era Greco, primo tiro diciamo in porta del Catania che arriva al minuto 21°. Adesso Giovinco, controllo tra due avversari, c'è un fallo su di lui, lo commette Maio e arbitra l'inglese Marco Maccolin di Pordenone. Giovinco si rialza, fallo di gioco, non ci sono stati comunque gli estremi per altri cartellini oltre ai primi due che sono stati estratti nei primi minuti di partita. Batterizzo, il calcio di punizione, davanti c'è De Luca, si fa vedere anche Sarao, Lorenzini arriva dalle retrovie, Giovinco rimane a ridosso della lunetta che demarca l'area di rigore. L'arbitro finalmente dà l'ok per la battuta del calcio di punizione, lo sbaglia tutto Rizzo direttamente tra le braccia di Giovanni Grieco che non ha nessuna difficoltà, non è un portento nelle uscite. Grieco lo abbiamo visto in un paio di circostanze, ma probabilmente la pecca più grande del Catania è quello di non averlo davvero impegnato in maniera severa. Koulibaly, nessuno va praticamente a pressare sul portatore di palla, poi Diop lo spedisce davvero lungo e profondo, 4 rimbalzi, arriva dalle parti di Beters, controlla con i guantoni Beters, poi può dare e può girare nel tentativo di reimpostare nuovamente la manovra difensiva partendo da Ferrara. Poi adesso Greco arretrato alla linea dei difensori, ancora Ferrara, si fa vedere Greco, poi invece avanza palla al piede, difensore della Catania in avanti per la possibilità di un 1-2 tra due avversari. Si lotta davvero un'autentica mischia, due giocatori che rimangono per terra, poi l'arbitro fischia e comanda il calcio di punizione a favore della formazione di casa. Marco Cardi, che indicazioni ci arrivano da bordo campo? Allora intanto ti dico Angelo che si sta riscaldando, non un riscaldamento particolarmente intenso, Lubistani nel Catania con la maglia numero 3, non l'abbiamo visto molto all'opera in questo campionato, è un esterno, gioca a sinistra, insomma, per dare l'indicazione ed è un under. Ma potrebbe essere anche davvero la sostituzione per Vitale, infatti, cambierebbe sicuramente qualcosa nell'arco dell'asse di centrocampo, ma è probabile che questo giocatore, se dovesse continuare così, potrebbe essere probabilmente per tempo richiamato in panchina. Poi Marco. Lubistani appunto si sta riscaldando, come ti dicevo, e poi ti volevo dire... Attenzione, nel frattempo c'è provato con un vezzo però particolarmente inutile il Catania con Sarao, limite dell'area di rigore, ha calciato comunque male il pallone prendendolo con l'esterno del tallone, palla che si perde comunque fuori. Dimmi Marco. Siccome stiamo parlando prima di Vitale, ti dico che riguardo alla situazione su cui si è lamentato parecchio la panchina e alcuni giocatori del Santa Maria Cilento, vediamo se c'è un'altra perché occasione. parte il Catania e la possibilità di tirare di controbalzo
da parte di Palermo, pallone che però viene ribattuto nuovamente per la rimessa con le mani. Concludi, Marco. L'arbitro aveva fatto chiaramente cenno di aver visto tutto e di non aver giudicato nessuna azione. Attraverso all'interno del rigore, la schiaccia di testa, poi raggiunge, dopo comunque che l'arbitro aveva fischiato il fallo in attacco da parte di Sarao, il pallone greco, e adesso a rate finalmente può andare, Marco. È vero, tipo indovinello questo. Sì. questo ma che è successo tu che era a bordo campo? Esatto, ti ripeto, io mi sono girato in quel momento, nel momento in cui il giocatore era a terra, ma ti ripeto, l'arbitro ha dato Castellini, subito indicazioni. Nel frattempo non diciamolo, diciamo tra un attimo, De Luca il controllo con il sinistro, poi col destro Castellini all'interno dell'area di rigore, pallone che viene comunque allontanato fuori dai giocatori di casa, poi ripartono con un tentativo di mettere in movimento, c'è un fallo fischiato perché Ferrara lo commette, l'arbitro ferma il gioco e finalmente Marco Carli ci potrà dire che è successo. È arrivata appunto l'indicazione da parte dell'arbitro che ha detto: guardate, io ho visto tutto, non c'è stato nessun contatto, non c'è stata nessuna volontà di portare un danno, insomma, da parte del giocatore del Catania, che forse anche per quello è andato un po' a lamentarsi con la panchina del Santa Maria Cento, giustamente però calmato dai suoi. A rischio c'era appunto la possibilità di prendere il secondo giallo e finire anzitempo la partita. C'è Diop, Koulibaly al centro del cerchio di centrocampo, Lorenzini lascia scorrere, Costellini la controlla, arriva poi Beters con i piedi, la spedisce a Rizzo. 26 minuti di partita molto così spezzettata, poca roba, a volte poco impatto anche nelle opportunità che il Catania ha avuto per cercare di sbloccare questo 0-0 che ci portiamo dal 26esimo minuto e 52 secondi dall'inizio di questa partita. E adesso Rizzo prova ad aprire per Castellini che si allarga sul corridoio di sinistra, raggiunge prima il pallone vitale, non è preciso il lancio neppure il controllo del 24 della formazione rossazzurra, la palla che si perde fuori oltre la linea del fondo, si riprenderà pertanto a giocare con una rimessa ad opera di Giovanni Cristian Grieco, estremo difensore della Polisportiva Santa Maria Cilento, sinora rimasto sostanzialmente inoperoso, visto che il Catania quegli attacchi che ha prodotto sono stati o imprecisi o in un'unica circostanza, anzi due, impreciso nella prima quando ha vinto un duello all'interno dell'area di rigore Sarao, pallone per De Luca che non è arrivato puntuale alla deviazione, poi ancora una volta Sarao, due rimpalli, ma dopo aver calciato ha colpito l'esterno della rete. Per il resto Grieco non ha prodotto nessuna parata particolarmente significativa, né sono giunti tiri in porta. Attenzione perché può partire invece la formazione di casa con Johnson largo a destra, Johnson il doppio passo all'interno dell'area di rigore, poi arriva Lorenzini. Che bravo però che è Lorenzini che gli legge le carte dopo la rincorsa di Johnson che si era fatto vivo lì davanti, una lunga rincorsa. Lorenzini ha scelto in maniera perfetta il momento dell'intervento direttamente sulla pallone quando Johnson se lo stava allargando per provare il tiro, addirittura il cross all'interno dell'area di porta. È arrivato Lorenzini, messo il pallone oltre la linea e si riprende quindi a giocare con il calcio d'angolo per Santa Maria Cilento. Siamo dalla bandierina di destra rispetto al fronte offensivo della formazione di casa, lo scarico sempre sul Maio, bisognerebbe dare probabilmente una maggiore guardia al numero 20 e soprattutto a questo elastico di destra che è quello che produce, probabilmente ha prodotto le azioni più significative. Certamente poca roba perché Beters anche lui è rimasto inoperoso, ma ci sono tanti punti di differenza in una classifica che vede ovviamente il Catania capolista e poi la formazione di casa che si trova in una condizione assolutamente diversa rispetto a quella della Catania. È vero, due nuovi acquisti, nel frattempo non raggiunge il pallone sulla cross Sarao, all'indietro lo giocano per Grieco che a sua volta lo gioca con i piedi. Due nuovi
giocatori che sono arrivati qui alla corte del tecnico Francesco Di Gaetano, ha chiesto dei rinforzi. Nel frattempo arriva il colpo di testa da parte di Sarao, questo sì che è un buon momento con Giovinco. Vedete Sarao che si è impennato lungo traversone, spiovente all'interno dell'area di rigore. Lo annotiamo come probabilmente la prima autentica azione da gol della Catania. Secondo tiro nello specchio della porta, da un fronte all'altro, arriva Lorenzini con calma, mette il pallone facile comunque tra i piedi di Peters, che ha sempre detto che vuole un giocatore al quale un portiere che a cui piace giocare particolarmente con i piedi. Due azioni per il Catania al quinto minuto e alla mezz'ora con questo colpo di testa da parte di Sarao. Il pallone però si è perso abbondantemente al lato, buona comunque d'intenzione. Lorenzini dalle parti di Palermo, gli rubano però il tempo, arriva Catalano, Catalano avanza palla al piede, nuovo ingresso di cui abbiamo parlato prima, Catalano sul versante di sinistra, si erano avventati lì in mezzo all'area di rigore sia Bonanno sia Johnson, nessuno dei due è riuscito però di intervenire sul pallone. Castellini adesso, che ha avuto però finora poca fortuna sulla corsa, sulla corsia di destra, poca roba su questa cerniera, ovviamente turnover, anche sistema di gioco diverso che non può contare, ricordiamolo, su Rapisarda. Attenzione nel frattempo perché c'è Castellini sull'out di sinistra, si fa vedere De Luca, viene chiuso, da lui ci aspettiamo sicuramente qualcosa di più. Numero 17 del Catania, è stato messo spesso in campo in una posizione che sicuramente non è quella che gli è più congeniale, ma oggi potrebbe sicuramente dare qualche cosa di più, qualche scintilla in più. Si è visto invece Sarao e adesso rimessa con le mani tecnico della Catania Giovanni Ferraro davanti proprio alla possessione di Mancini, che ha rimesso il pallone nuovamente in gioco. Lorenzini, vitale, non sta giocando una delle sue migliori partite, sicuramente contratto dopo un inizio spigoloso di questo match, cartellino giallo, e poi si è un po' tirato fuori dopo gli episodi che abbiamo raccontato prima anche con Marco Cardi. Ci prova adesso invece la squadra giallorossa, ci prova con Diop, poi arriva Koulibaly, si fa vedere largo a destra nella posizione di Mancini che raccoglie il pallone. Castellini stavolta lo anticipa, Lorenzini lo appoggia su Vitale, rincorre il pallone Vitale, non lo riesce a tenere comunque nel terreno di gioco. Adesso attenzione perché prova a mettere velocità sulla asse di Mancini e poi su quello di Johnson, ancora Lorenzini, guadagna un altro calcio d'angolo il Santa Maria Cilento e sentite rumorosi i tifosi di casa, che non gli par vero e che sul piano del gioco stanno producendo sicuramente qualcosa di più significativo, di più vicino al calcio giocato rispetto alla capolista rossazzurra. Ma adesso diciamo un momento di questa partita, poi mamma mia che parata da parte di Peters sulla colpo di testa di Diop, che praticamente va a colpire e mette davvero alle corde il Catania. Guardate come si alza Diop e la parata distinta di Peters che è stato migliore in campo la settimana scorsa e adesso rinnova con questo gol negato a Diop al minuto 34esimo. Una grande parata, una reazione distinto, e lì lo avevano lasciato particolarmente libero. Bisogna fare attenzione che Diop 190 centimetri, forse di più, a disposizione della squadra, di testa è sempre nelle condizioni di poter colpire. Vitale lungo l'auto di sinistra, non funziona la cerniera, non funziona neanche Vitale, sta funzionando invece Mancini, che gli sta praticamente alle calcagna dal primo minuto. Poi l'arbitro ferma il gioco, comanda proprio il calcio di punizione a favore della formazione di casa, ma
quando avremo modo rivedremo anche gli sviluppi dell'azione più pericolosa della partita, alla minuto 34esimo, con il colpo di testa di Diop sullo spiovente all'interno dell'area di rigore, colpevolmente lasciato libero di andare a colpire a rete. La posizione non era del tiro particolarmente angolata, ma comunque la reazione da parte di Beters, come al solito attentissimo tra i legni, ed è proprio il giocatore senegalese che adesso ritocca nuovamente un pallone, l'apertura sul fronte offensivo di sinistra, il taglio come al solito, e poi c'è il gol della Santa Maria Cilento, il grande movimento, e guardate come giustamente esulti il Santa Maria Cilento. Peters esce fuori dai pali, il pallone lo scavalca, il colpo di testa che va praticamente ad insaccarsi il gol di Bonanno, che mette il pallone alle spalle dell'estremo difensore. Riguardiamo questa azione, guardate il lungo lancio, esce la linea difensiva e poi Bonanno sull'uscita di Peters, e quindi arriva Bonanno a mettere il pallone in fondo al sacco. Abbiamo parlato di una buona partita da parte della Santa Maria Cilento, e il gol di Bonanno che praticamente inganna l'uscita stavolta di Beters, e soprattutto il movimento in chiusura, in anticipo da parte dei difensori della Catania, e va così che il Santa Maria Cilento è in vantaggio per 1-0. Il gol lo ha realizzato Tommaso Bonanno. Marco Carli. Le indicazioni di mantenere la calma da parte della panchina rossa-azzurra. Bonanno, fra parentesi, che ha iniziato la sua carriera nel Messina. Ci sono tanti derby in questa partita, appunto quello di Bonanno, quello dell'allenatore del Santa Maria Cilento, che è nato a Palermo e poi è stato secondo di Boscaglia a Trapani, ma quando il Trapani è salito dalla D alla B. Prima del gol dell'1-0 del Santa Maria Cilento, Ferraro chiedeva ai suoi, soprattutto in azione offensiva, ovviamente l'ampiezza. L'ha chiesta più volte a Lorenzini di allargare la palla sulla sinistra verso Castellini. Ricordiamo che manca la Pisarda e il gioco sulla catena di destra. Calcio di punizione per il Catania. Vitale prova a farlo filtrare all'interno del rigore, l'arbitro ha lasciato correre, volevano che fischiasse la battuta del calcio di punizione, l'ha fatta a sorpresa Lorenzini, ha conquistato un calcio d'angolo. Nel frattempo il Catania, sì, Tommaso Bonanno, abbiamo parlato dei trascorsi a Cittanova, Castrovillari, è stato anche a Gela, classe 1995, il suo quarto gol in questo campionato. Incredibile come finora però il Catania abbia soltanto giocato di fioretto. Calcio d'angolo e poi una serie di rimpalli all'interno del rigore, c'è il gol del Catania, il gol della Catania che arriva con un pareggio veemente da parte di Salao, che ritorna nuovamente alla gol e va a prendersi praticamente gli abbracci anzi no, è proprio Palermo che segna il gol. Rivediamo, perché c'è stata una mischia all'interno dell'area di rigore, è arrivato poi in scivolata proprio Marco Palermo che realizza il gol dell'1-1, uscita a farfalle, e poi Palermo mette il pallone in fondo al sacco, ritornato nuovamente all'equilibrio Marco Carli. Neanche il tempo di andare a parlare del gol realizzato dalla Santa Maria Cilento, che è arrivata alla risposta comunque imperiosa della Catania. Minuto 38esimo, Palermo che mette il pallone alle spalle dopo una piccola mischia di Greco, risultato di 1-1, partita che è tornata nuovamente in equilibrio. Vitale la gioca all'indietro per Castellini, poi arriva Rizzo, Marco Cardi. Angelo, emozioni a distanza di 120 secondi. Esatto, e poi ti dico grande esultanza da parte del Catania, forse
risultanza maggiore che abbiamo visto nella panchina in questo scorcio di campionato. Evidentemente era palpabile la difficoltà in cui la squadra rossazzurra si era messa dopo l'1-0 con il Santa Maria Cilento, e pareggiare dopo 2 minuti è un segnale certamente importante, considerando che, come dicevi tu, di occasioni non ce ne sono state moltissime. De Luca nel frattempo all'interno dell'area di rigore, Vitale va al contrasto sulla pallone, torna nuovamente sul numero 5 la formazione ospite, arriva anche Sarao, una spallata e poi ad allontanare ancora una volta Vitale dalla zona nevralgica dove ci sono le scintille. Probabilmente qui il tecnico dovrebbe andare a parlare davvero con il centrocampista della formazione rossazzurra all'interno davvero dell'area tecnica della Catania, con Ferraro che deve cercare di far mantenere la calma ai suoi uomini. Il risultato che è stato nuovamente agguantato dal Catania, partito sotto di un gol al minuto 36esimo con il gol di Bonanno. La risposta del Catania che è arrivata invece con il gol di Palermo. Marco Palermo di giustezza mette il pallone alle spalle di Grieco, e adesso ritorniamo nuovamente con il risultato di parità, partita che si è infiammata subito dopo la mezz'ora tra il 36esimo e il 38esimo minuto. Lorenzini per Vitale, Vitale gli rubano il pallone, può partire Maio per il Santa Maria Cilento, l'apertura per Catalano sulla fronte offensivo di sinistra, attenzione, vanno a chiudere su Catalano, poi mette, mamma mia che tiro quello di Catalano, che si va a perdere davvero fuori, mani ai capelli per il numero 99 Giovanbattista Catalano del Santa Maria Cilento. Guardate la giocata di Catalano e guardate come il pallone davvero si perda poco fuori del palo più lontano della porta difesa da Beters. La partita che si è infiammata tutta ad un tratto, 41 minuti e mezzo già trascorsi, risultato di 1-1 con i gol di Bonanno per il Santa Maria Cilento e per il gol di Palermo per il Catania. E adesso ci prova Giovinco, apertura su Castellini, pallone che spiova all'interno del rigore, non lo prende nessuno, poi arriva dalle retrovie Boccia, l'arbitro fischia perché comanda un calcio di punizione a favore della Santa Maria Cilento. Si ripartirà pertanto con questo calcio di punizione battuto, pallone pervenuto a Ferrante, solito gioco sulla corsia di destra, adesso gioca Johnson, posizione più arretrata, arriva De Luca, indietro per Giovinco, lo scarico su Rizzo, cerchio di centrocampo, si gira, danza Rizzo, poi fallo su di lui commesso da Bonanno, l'autore del gol del momentaneo vantaggio del Santa Maria Cilento. E adesso si riprende, l'arbitro dice di stare tranquilli, 2 cartellini estratti nei primi minuti di questa partita, dopodiché qualche scintilla, qualche fallo anche di troppo, ma nessun altro provvedimento da parte del direttore di gara. Occhio al movimento ancora di Giovanbattista Catalano, largo a sinistra, Lorenzini al centro del rigore, allontana, ritorna però Mancini, Mancini ha troppa facilità di movimento, lo devono aiutare, difatti arriva De Luca, un rimpallo per Giovinco, Giovinco il controllo con il destro, può andare a puntare l'avversario, può convergere, ma non preferisce invece allungare la traiettoria lungo l'asse di sinistra, poi finisce per perdere il pallone, la rimessa con le mani a favore della Catania, così come ordina il direttore di gara. Se ne stava approfittando il numero 14 Bonanno, rimessa per il Catania, la gioca Castellini. Adesso panchina anche del Catania particolarmente presente in queste fasi della partita. Castellini si fa vedere Vitale di testa, allontana poi per un attimo, palla a campanile, ancora una volta Vitale, e poi l'arbitro ferma il gioco per comandare un calcio di punizione. Ancora Vitale che ha praticamente qualche scintilla di troppo, l'arbitro lo controlla, non sappiamo cosa si stiano scambiando, quali pareri si stiano scambiando primo e secondo del Catania, lo chiediamo a Marco Carli, tant'è che comunque l'azione ancora è
a ridosso dell'area di rigore del Santa Maria Cilento, adesso spedito davanti Lorenzini, lì in mezzo prova davvero il Catania a mettere un po' di ordine con Palermo, l'autore del gol, si gira Palermo, lo scarico per Rizzo, guarda lo schieramento dei compagni, Rizzo viene marcato dritto per dritto, finisce per sbagliare però l'appoggio. Attenzione alle ripartenze del Santa Maria Cilento con Johnson tra due avversari, poi arriva Castellini, si fa vedere Lorenzini, si fa guardare anche Rizzo, larga le braccia Rizzo, riceve il pallone, il controllo col sinistro, poi lo scarico col destro, si fa vedere Sarao con Castellini che adesso si accentra con De Luca che si trova sulla corsia offensiva di sinistra, pallone che spiava all'interno dell'area di rigore, allontanato da parte di Koulibaly e può partire. Nel frattempo invece Johnson lo scarico sul fronte di destra dove si era spostato Bonanno, che si era praticamente scambiato di posizione, giocato quasi sempre a sinistra, adesso si era trovato un corridoio libero a destra, si fa vedere anche Francesco Di Gaetano, parla con il direttore di gara, tecnico della Santa Maria Cilento, riversa con le mani per il Catania, duello tra i due lunghi di questa partita, da una parte Diop, dall'altra c'è Sarao, guadagna rimessa con le mani il Catania con Castellini, poi Rizzo, Lorenzini si è spostato di una decina di metri davanti il baricentro del gioco della Catania con Castellini, Vitale di spalla, ancora una volta Vitale, stavolta non c'è fallo per il giocatore del Catania con, mamma mia, Giovinco l'appoggia all'avversario, quello non è né un tiro né un cross. Nel frattempo c'è un altro cartellino giallo, se lo va a prendere sì, tutto quanto il Catania con Ferrara e Marco Carli, che abbiamo già allertato perché tra un minuto avremo probabilmente il fischio finale di questi primi 45. Marco. Sì, esatto, poco meno di 20 secondi perché sono 2 minuti di recupero di questo primo tempo. Prima si confrontavano Zeoli e Ferraro perché insomma sicuramente cambierà qualcosa nel secondo tempo per il Catania, ovviamente avverrà tutto nell'intervallo. Bene, bisogna chiudere allora questo primo tempo quantomeno con questo risultato, e così succede che dopo 2 minuti di recupero il direttore di squadra manda le due formazioni negli spogliatoi. È stata una partita nervosa, a tratti spigolosa, sicuramente non bellissima. Tutto è pronto per l'inizio, secondi 45 minuti, fischiato proprio in questo istante. Ci hanno detto da un review nuovamente nella regia che sul tiro di Giovinco il tocco di Koulibaly per il calcio di rigore chiesto dal Catania nei primi 45 minuti è parso assolutamente netto, e quindi avevano ragione i giocatori della Catania a reclamare per la mancata concessione di un penalty. Eravamo comunque sul risultato di 0-0 e adesso ci prova il Catania a cercare il movimento in chiave offensiva con Chiarella che si è subito collocato sull'out di destra del campo, giocatore che a noi è parso anche in buona forma nella precedente apparizione, che lo ha visto comunque protagonista con la maglia della Catania, e vedremo se oggi riuscirà comunque ancora una volta a dare un impulso importante su quella corsia dove subito si è messo in movimento e subito si è messo in luce. Il gioco è fermo perché l'arbitro ha fischiato lo stop delle operazioni di gioco per un fallo subito da Michele Pane, che rimane comunque ancora dolorante a terra. Volevano qualche intervento più severo da parte del direttore di gara. La partita è iniziata da 1 minuto e 12 secondi, battuto il calcio di punizione a favore del Santa Maria Cilento. Il Catania, così come dice giustamente, come ci hanno suggerito da studio, deve sicuramente dare qualcosa di più sul piano della continuità e anche della prestazione, perché no, anche del risultato in una trasferta che lo vede ancora una volta pareggiare, ma siamo soltanto ovviamente all'inizio dei secondi 45 minuti. L'ultima vittoria della Catania è stata importante, quella contro il Paternò. Nel frattempo riparte nuovamente la formazione rossazzurra con De Luca, l'anticipo di Johnson lì in mezzo al campo, grande densità per i giocatori
della Santa Maria Cilento, ancora falli, partita che è stata davvero spezzettata da tantissimi falli. Ancora Chiarella sull'auto di destra del campo, Chiarella viene atterrato all'interno dell'area di rigore, ci sono scintille, si rialza comunque nuovamente Chiarella, prova a farsi giustizia, Giovinco va a parlare con i compagni di squadra e soprattutto con Palermo. Giovinco è stato l'autore di un tiro che è stato intercettato all'interno dell'area di rigore della Santa Maria Cilento con le mani, proteste dei giocatori della Catania vanificate comunque dal non intervento del direttore di gara, che non ha concesso il calcio di rigore a favore della Catania. Ancora una volta Chiarella protagonista, qualche spintone di troppo, qualche fallo di più, e adesso arriva anche Koulibaly, batte il calcio di punizione, compagno di squadra che comunque rimane dolorante all'interno del rettangolo di gioco. Si rialza comunque Maio, non ci sono problemi, scambio comunque di cavallerie con Chiarella, e adesso ancora Maio, si è subito ripreso, cambia il gioco, taglia sull'altro fronte del campo. Il Catania prova stavolta ad affondare cercando una maggiore pressione, è pronto per entrare in campo Andrea Russotto, 4 sostituzioni a distanza di 3 minuti dall'inizio dei secondi 45 di questa partita, e poi la chiusura ermetica della linea difensiva del Catania sulla posizione di Bonanno, che stava cercando di incunearsi tra i due centrali. Si gioca in controluce, costretto praticamente a mettere la visierina col braccio Lorenzini. Adesso Somma, una garanzia al fronte difensivo, speriamo, della Catania. Ancora Somma col sinistro, col piattone, si fa vedere Sarao sui palloni alti, però attenzione, c'è lotta tra giganti lì. E adesso fronte di destra con Chiarella tra due avversari, salta il primo, non salta il secondo, va in raddoppio di marcatura, gli sdradi con il pallone però dai piedi, ritorna nuovamente però tra le fila dei giocatori della Catania, con la possibilità per Rizzo di scaricare il destro, lo scarica male, però morbido il pallone, e poi dopo una serie di rimpalli arriva però Palermo, sta giocando una buona partita, numero 23, nonché autore del gol dell'1-1 della Catania. Beters, Somma, ancora gioco che non si è fermato, Russotto che aspetta lo stop per poter entrare in campo, Giovinco, Palermo in mezzo al campo, perde il pallone però Palermo, attenzione perché c'è Bonanno, ritorna nuovamente Palermo, su di lui Giovinco, l'area di lancio lo fa a beneficio di Sarao, posizione però irregolare nel momento in cui numero 99 del Catania raccoglie il pallone, segnalato dal primo assistente del direttore di gara, si fa vedere pronto per la sostituzione Marco. Allora entra Russotto al posto di De Luca, avevano aspettato un pochettino perché volevano saggiare le condizioni di Sarao, perché sembrava che Sarao non potesse continuare, invece ha fatto cenno di poter continuare, dunque entra Russotto al posto di De Luca. Catania che si schiera in questo momento col 4-2-3-1 perché Castellini va a destra in difesa, davanti alla difesa ci sono Rizzo e Palermo, e poi Chiarella, Giovinco e Russotto alle spalle di Sarao. E quindi ha dato un ok, difatti prima della sostituzione proprio Sarao all'indirizzo della panchina, giustamente Marco Carli da bordo campo coglie tutte queste sfumature importanti e ci ha raccontato anche il perché si è aspettato ancora prima della quarta sostituzione del Catania. Sono entrati Lubistani, Somma, Russotto e Chiarella, è cambiato un po' l'impianto della formazione rossazzurra. Greco nel frattempo con i piedi di testa sulla linea difensiva della Catania, la giocata poi fallosa. Johnson si rialza proprio in questo istante dopo che l'arbitro ha concesso il calcio di punizione per la formazione di casa. Koulibaly, poi Catalano sulla fronte di sinistra, di testa arriva Bonanno, stavolta non schiaccia il pallone, si gira soltanto, alto sulla traversa, si perde il tentativo di trovare la profondità. Ci sono due palloni all'interno dell'area di rigore del Catania, l'arbitro ferma il gioco per qualche istante, ripermette quindi di fare ritornare
la gara in regolarità. Rizzo, lungo lancio, lì davanti non c'è nessuno, poi arriva Castellini, una serie di rimpalli, pallone che però non riesce ad essere tenuto in campo da Koulibaly e quindi rimessa con le mani a favore del Catania. Somma, lo spazio per Rizzo, sta smistando tantissimi palloni Rizzo, giocata per Palermo. Lorenzini, si fa vedere Giovinco, Giovinco avanza, palla al piede, prova a cercare l'incrocio dei pali, ma il pallone dritto per dritto, non prende neppure un attimo di curva e Greco lo fa suo senza difficoltà. Rizzo, Lorenzini, prova ad accelerare le manovre il Catania. Rizzo, 100° pallone del numero 18 della formazione rossazzurra. Russotto prende la posizione, ma prima di lui lo anticipano, può partire a questo punto nuovamente il Cilento con il Catania che la gioca adesso con Somma lungo le linee di sinistra con Andrea Russotto all'interno della rigore. Russotto, il tiro, la palla si perde comunque fuori e adesso iniziano a calare quelle ombre che non ci permettono, non permettono neppure ovviamente ai nostri tecnici di potervi dare un'uniformità nella visione. Giornata davvero strepitosa quella di oggi Santa Maria di Castellabate, ma torniamo nuovamente al Catania, torniamo nuovamente a Chiarella, lo spazio per Rizzo, un rimpallo nella terra però non percorsa da nessun giocatore del Catania, preferisce evitare il rischio che l'ultimo contatto fosse di qualche giocatore della formazione di casa, lo raccoglie prima e adesso inizia anche la girandola delle sostituzioni per quanto riguarda la squadra di Gaetano. Vediamo, esce dal campo ed esce 14 Tommaso esce Monanno, l'autore tra l'altro del gol, applausi ovviamente per lui, che sta per entrare al suo posto il romeno Tandara. Al suo posto entra in campo lo squalo, il numero 9 Madalin Tandara. Tandara entra in campo, capocannoniere di questa squadra, 5 gol per lui, Madalin Tandara, e si va praticamente a creare lo spazio lì nella stessa posizione identica che era stata quella di Bonanno, autore del gol. Adesso però deve disimpegnare la formazione giallorossa, si sono stretti un po' gli spazi lì in mezzo al campo con Giovinco che lo sbaglia, non glielo chiama assolutamente nessuno, non c'è grandissima intesa sul fronte offensivo tra Giovinco e Sarao, giocano praticamente due partite diverse i due, ma hanno avuto davvero pochi minuti dall'inizio di questo campionato per poter affinare le armi. E adesso chiusa con Koulibaly, un'azione dritto per dritto, attenzione però perché può partire Pane, apertura sul fronte offensivo di destra, solito Mancini che si propone, poi lo scambio all'interno dell'area di rigore, saltano due uomini, posizione comunque irregolare nel momento in cui il pallone viene raggiunto da Johnson e quindi nulla di fatto. Buona però la progressione, altrettanto però la chiusura da parte della Catania. Chiarella lotta spalla a spalla con Morlando, poi 19 che commette fallo su di lui e dalla panchina le indicazioni da parte di Ferraro le raccoglie Marco Carli che lo ha praticamente lì ad un tiro di schioppo. Cosa diceva Ferraro a Lorenzini? È lo stesso discorso che facevamo nel primo tempo, no? Quello di regalare ampiezza al gioco del Catania, fare scorrere il pallone da una parte all'altra per tentare di allargare il muro difensivo del Santa Maria Cilento. Particolarmente soddisfatto l'allenatore della squadra avversaria del Catania in questo momento, perché vede che i suoi riescono anche a pressare alto. Il Catania è molto bravo di solito nelle percentuali in Serie D, in quello che viene chiamato PPDI against, no? La possibilità di uscire palla al piede dalla difesa. In questo caso sta avendo delle difficoltà perché la pressione alta dei giocatori campani chiaramente sta dando i suoi frutti, o almeno è soddisfatto l'allenatore degli avversari. Lorenzini si è spostato, dicevamo,
destra Castellini, a sinistra stavolta il gruppo degli esterni prevede Lubistani. Giovinco tra due avversari, gli tolgono il pallone dai piedi, ritorna poi nella posizione proprio Castellini. Apertura di Palermo, siamo sul settore di sinistra del campo dove Russotto avanza palla al piede, cerca il duello, spalla contro spalla, commette comunque fallo il numero 7 della formazione del Catania. L'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, redarguisce soltanto verbalmente Russotto, responsabile di aver commesso il fallo e poi aver scaricato il pallone. Ma lì insomma questo ragazzo Sasha Mancini mi sembra un giocatore che comunque tenuto autorevolmente il campo in quella posizione. Rizzo, milionesimo pallone stavolta però giocato su Ferrante, all'indietro Greco con i piedi direttamente all'indirizzo della tribunetta dove sono collocati una ventina di spettatori di casa. Ricordiamo che i 400 ed oltre, quasi 500 tifosi del Catania che erano pronti per partire sono rimasti con il biglietto in mano, nel senso che è arrivato il biglietto ma arriverà anche il rimborso. A sinistra Russotto mette palla però che prima che la stessa si perda fuori, l'arbitro con un attimo di ritardo comanda probabilmente il calcio di punizione, così è a favore della formazione di casa. Adesso il Catania deve cercare di dare un'accelerazione alla produzione anche di tiri in porta. Siamo giunti al minuto 58esimo dall'inizio di questa partita, ormai scoccato da 45 secondi, il risultato di 1-1, ricordiamo i gol che sono stati realizzati tutti e due nei primi 45 minuti. Al 36esimo Bonanno, giocatore che è stato poi cambiato in questa ripresa. Palermo invece è stato l'autore del pareggio per il Catania. Adesso c'è un'altra sostituzione, è la quinta per il Catania e quindi non può essere che quella di Vincenzo Sarno. Mi confermi, Marco? Sì, esatto, Sarno che entrerà al posto di Giovinco nel Catania fra pochissimo, l'ultima sostituzione dei rossazzurri. Fra poco dovrebbe essere anche il turno di De Leonardis nel Santa Maria Cilento al posto di Pane. E con l'ingresso di Sarno torniamo probabilmente a giocare con quel sistema che invece il Catania ha adoperato quasi sistematicamente dall'inizio del campionato. Rizzo, che bella giocata la sua, con Giovinco che avanza palla al piede, l'apertura per Chiarella sul fronte di destra. Chiarella, il doppio passo all'interno del rigore, ancora una volta Chiarella tra due avversari, gli chiudono però lo specchio della porta, saltano comunque l'uomo. Giocatori del Santa Maria Cilento pronti a ripartire, palla fuori ed è pronta la ultima sostituzione tra le fila della Catania. Uscirà, così come ci ha preannunciato Giuseppe Giovinco. Non è stata una partita da incorniciare la sua, ma rimane comunque qualche tiro in porta e tante recriminazioni per un tiro che è stato intercettato all'interno dell'area di rigore del Santa Maria Cilento. Koulibaly con le mani. E altra sostituzione esce dal campo il numero 23 Michele Pane ed esce Pane, applausi per lui, ed entra in campo col numero 41 Gabriele De Leonardis. Pane che esce ovviamente prendendosi tutto il tempo a disposizione, un'ora dall'inizio di questa partita. 1-1 è un risultato da incorniciare, da mettere negli annali di questo scontro inedito tra Polisportiva Santa Maria Cilento e Catania. E adesso Sarno tocca il suo primo pallone, lo indirizza dalle parti di Betters sull'altro fronte contro Luce, proprio il portiere del Catania. Più a favore di Luce invece Greco, che tocca adesso con i piedi, e qui esce dall'area di rigore, maglia verde per il portiere della formazione di casa. Betters invece costretto ad adoperare la mano come visiera sui lanci lunghi e quindi bisogna evitare che gli arrivino. Russotto, poi Lorenzini si fa vedere Russotto in una posizione più centrale con Sarno, con Chiarella, capisce tutto quanto Koulibaly
che avanza palla al piede, Koulibaly, lo scarico a sinistra per Catalano che viene contratto da Palermo, cartellino giallo per l'autore del gol della Catania. E qui seconda ammonizione, ricordiamo che la prima era stata combinata Vitale e qui questo scontro ovviamente ritenuto da giallo sulla lunga corsa di Koulibaly, lo scarico per Catalano. E lì 1 contro 1, comunque ha speso bene il fallo il centrocampista col vizio del gol della formazione rossazzurra. 62 minuti e con Ferraro da una parte che controlla in maniera maniacale il cronometro, dall'altra invece Gaetano Di Francesco che non sta nella pelle. Catalano, arbitro che ha il suo bel da fare per comandare poi la battuta del calcio di punizione che sta per battere. C'è grande movimento all'interno dell'area di rigore con Catalano, pallone che però spiove alto sulla traversa, che ha cercato davvero di incrociare sul secondo palo, ma attenzione perché dovevamo fare anche i conti col controluce. Vi abbiamo parlato proprio nei precedenti istanti di come i due portieri avessero il primo stavolta il favore della luce, molto meno Beters, quantomeno per altri 10-15 minuti, fin tanto che comunque le ombre non copriranno anche la parte più alta della sua traversa. E adesso Johnson, controllo di Johnson, arriva Lorenzini, su di lui gli schioda il pallone dai piedi, poi Rizzo, Somma, si fa vedere Castellini, prima però c'è Palermo arretrato nella linea dei difensori, controluce per Lorenzini, si fa vedere anche Chiarella, recupera un pallone Palermo, Lorenzini, tutti indietro, la formazione di casa, adesso da aspettare l'errore di manovra della Catania, Russotto, Lorenzini, poi Tandara, Palermo, Rizzo, Chiarella. Ma che giocata quella di Koulibaly, salta un uomo, salta il secondo, il pallone però gli finisce fuori, è finito il campo. Guardaline che ha alzato la bandierina, era partito benissimo Koulibaly, aveva cercato di mettere davvero in definitiva ambasce la difesa della Catania, il giocatore ivoriano. Lorenzini, Russotto, il problema di girarsi, preferisce invece tagliare per Chiarella di testa, finisce per favorire però l'intervento dell'estremo difensore greco, che adesso può giocare facilmente. Catania che prova la pressione, controllo per Maio, il destro di Grieco, la testa di Palermo e poi stavolta Sarno, non si capisce con Sarao, la prendo io, la prendi tu, la prende Giovanni Greco che ringrazia e scarica ancora una volta su Kassoum Koulibaly. Stavolta Castellini si fa vedere con Sarno sulla versante offensivo di destra. Sarno, il solito gioco di gambe, prova a metterlo sulla testa di Russotto, poi la girata, palla che si perde fuori abbondantemente alta sulla traversa della porta di Greco. La girata di Giuseppe Rizzo, gliela perdoniamo, giocato un'infinità di palloni, numero 18 della Catania, con grande calma. Greco, estremo difensore, tutte le volte che può, ovviamente il Santa Maria Cilento si prende il tempo che reputa. Lorenzini di testa la sfiora soltanto, parte però a questo punto il Santa Maria Cilento e attenzione perché mamma mia che girata da parte di Johnson, pallone che taglia tutta quanta l'area di porta, nessuno riesce ad intervenire. Rivediamo, guardate la giocata di Johnson che avanza palla al piede e poi la mette con una deviazione velenosissima
E questa diciamo che al 66esimo è la prima azione più significativa di questo secondo tempo, con Johnson e il suo rasoterra che taglia tutta quanta l'area di porta. Pericolo scampato per il Catania, così come nel frattempo fallo fischiato a favore del Catania. Russotto a tagliare tutto il centrocampo, il pallone gli arriva sul suo piede preferito, poi però lo ciabatta male, mette la palla comunque facile, debole, centrale per Greco, che può ritornare nuovamente dalle parti di David Nanayoa. Johnson, De Leonardis, non entrato lì in mezzo al campo. Chiarella interviene anche Somma all'indietro per Beters. Lorenzini, Rizzo, si chiudono tutti quanti nella propria metà campo i giocatori della Santa Maria Cilento, e adesso è il Catania che può provare con Sarao. Controllo all'interno dell'area di rigore, atterrato Sarao, dice che stavolta c'era il tocco diretto sul piede d'appoggio, l'arbitro però non intende assolutamente. Rivediamo le azioni, guardate l'interno dell'area di rigore di Sarao, il contatto su di lui c'è, ma forse il pallone si era già definitivamente allontanato dal piede di Sarao. Russotto, posizione più centrale, va a fare il centrocampista giunto, allarga le braccia a Palermo, si fa vedere, ma la posizione è assolutamente irregolare di partenza da parte di Tandara, e perciò si ritorna con un calcio di punizione che il Catania batte. Siamo sul risultato di 1-1 ed sono passati 69 minuti dall'inizio di questa partita. Adesso si fa vedere Catalano, poi Rizzo interviene a chiudere sul versante di sinistra, preferisce di evitare l'appoggio. Russotto si è messo in una posizione centrale simile a quella un po' di Giovinco nei primi 45 minuti, non è forse la sua collocazione preferita del campo. Si va a vedere anche Rizzo, adesso vedremo un attimo. Insomma, Rizzo la gioca proprio in questo istante, si gira Rizzo a sinistra, non arriva a nessuno, arriva invece Mancini, tolgono il pallone dai piedi Mancini, poi ritorna il numero 17 della formazione di casa. Non ci sono particolari scintille con Lubistani e perciò azione che non trova lo sbocco desiderato per il Catania. Russotto in posizione più interna, no, c'è dato di vedere Marco Carli. Ecco Angelo, infatti le indicazioni sono proprio quelle. Rizzo gioca al centro, si è tornati al 4-3 praticamente, con Rizzo al centro, Russotto a sinistra e Palermo a destra, e poi in attacco invece ci sono Chiarella a sinistra, Sarno a destra e davanti e di punta, insomma prima punta Sarao. Rischia un autogol incredibile, pazzesco. La Polisportiva Santa Maria Cilento, portiere praticamente battuto, e una girata di testa che aveva davvero messo in ambasce l'intera retroia. Guardate che cosa non combina Morlando, che per un attimo non mette il pallone in fondo al sacco. Ci sono scintille all'interno dell'area di rigore, l'intervento di Lorenzini, cattiverie e anche qualche tensione adrenalinica. Catania che dovrebbe evitare di andare così a muso duro con gli avversari, e questo probabilmente è una delle più alte così elementi di responsabilità quando una squadra come il Catania non riesce a chiudere la partita sul campo. Sotto il profilo della tecnica, se una partita del genere l'hai chiusa 3-0, 3-1, primi 45 minuti, non c'è più motivo di andare a muso duro. Attenzione, perché a muso duro arrivano i giganti, c'è Diop, si va a vedere l'arbitro che ha praticamente perso il controllo della partita, ma anche Palermo col suo catanese spiega Diop qualcosa. Diop si allontana, ma ancora
non si è battuto questo benedetto calcio d'angolo. Abbiamo visto la gran giocata di Johnson nei secondi 45 minuti, quasi l'autogol da parte di Morlando, e il successivo calcio d'angolo che ancora non si batte. Tempi morti di questa partita sono stati pazzeschi. Il nostro match analyst dovrebbe andare a vederli, match analyst che come al solito salutiamo e ringraziamo, ma intanto partita che non ritorna nuovamente in gioco. Appena fatto calcio d'angolo battuto, pallone che poi però viene girato fuori, allontanato. C'è ancora un altro calcio d'angolo, siamo dalla bandierina di destra, quella che è coperta dalla nostra postazione, vediamo soltanto lo sviluppo del tiro nel momento in cui scoccierà il calcio d'angolo. Lorenzini lo alza, poi arriva Castellini, 1-2, palla che arriva direttamente in tribuna, e ci sono anche le sostituzioni. Marco, un'altra pronta. Sì, è vero, sta entrando Ielo al posto di Johnson nel Santa Maria Cilento. Sarà questa la sostituzione dell'allenatore, eccola qua in questo momento. Direi meno male, perché Johnson è stato un giocatore che ci ha dato fastidio. Ovviamente ha provato più di una volta, ha faticato, stanco, ma fino all'ultimo è stato l'autore di quella lunga galoppata sul versante offensivo di destra, con pallone poi andato a rasoterra all'interno dell'area di rigore del Catania. Forse una deviazione che non aveva permesso a nessuno dei difensori del Catania di intervenire sulla sfera, messo fuori gioco, fuori tempo anche i compagni di squadra, e poi ha fatto tutto quanto il Santa Maria Cilento, perché qualche minuto dopo Morlando di testa ha quasi realizzato un gol, però all'interno della propria porta. Da allora il Catania che prova con Sarno, ma non ci sono chiusure che vale la pena sottolineare, non ci sono intese probabilmente tra i giocatori. C'è un sistema di gioco che il Catania stenta ad attuare, soprattutto nelle ultime trasferte. La partita ancora è particolarmente lunga. Rizzo adesso può mettere di giustezza, pallone sul piede di Castellini, Castellini avanza, palla al piede, Castellini, l'intervento poi ancora di Koulibaly, lancio in avanti per Catalano, che applaude comunque all'indirizzo del compagno di squadra. Somma per Rizzo, taglia il gioco per Chiarella che si fa vedere, salta Chiarella, mette poi per un tentativo di intervento di Russotto che non raggiunge il pallone. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo proprio in questo istante. La manovra è filata, però formazione di casa, solito Koulibaly, controllo per il nuovo entrato Ielo, poi Koulibaly avanza, palla al piede, lo scarico come al solito su Catalano, l'intervento di davanti di Morlando, ultimo tocco però, ed insomma si riprenderà quindi a giocare con una rimessa con le mani. 75 minuti, non c'è stato gioco per il Catania, il risultato è quello di 1-1 col quale ci siamo congedati nel primo tempo, soltanto accenni di nervosismo e poi attenzione l'uscita da parte e poi c'è il gol, incredibile il gol di Catalano che arriva al minuto 76esimo sugli sviluppi della rimessa con le mani, la girata e poi l'intervento proprio in scivolata con la punta del piede, e il gol che porta nuovamente in vantaggio. E guardate come ovviamente è il sesto gol
sesto gol che realizza in questo campionato, sostituzione vincente per quanto riguarda le scelte di Gaetano, con Tandara che è andato a realizzare il gol del 2-1 con il quale il Polisportiva Santa Maria Cilento al momento è in vantaggio sulla Catania. Azione da gioco fermo rimessa con le mani, pasticcio all'interno dell'area di rigore e poi perseveranza da parte di Medalin Tandara che mette il pallone in fondo al sacco, un po' come era stato il gol dell'1-1 del Catania, stessa porta e quasi stesse condizioni, ma in quel caso lo aveva realizzato Palermo, stavolta Tandara infila alle spalle di Betters. Adesso la partita si mette in salita per il Catania. Somma, abbiamo parlato di nervosismo in campo, Castellini all'interno, può provare il sinistro Sarno, non ci riesce. 2-1 sarebbe un risultato incredibile, eppure la Polisportiva Santa Maria Cilento ci sta mettendo davvero anche le scelte tecniche per quello che ha a disposizione. Ovviamente Francesco Di Gaetano, inserimento di Tandara e gol di Tandara in un'azione che adesso magari possiamo rivedere. Guardate, pallone che è spiovuto all'interno dell'area di rigore, il primo controllo tentativo da parte di proprio Tandara, poi il gol che arriva sull'azione ripetuta. E adesso vediamo che cosa succederà in panchina, anche perché ormai, Marco, tutte quante le scelte sono state operate da parte di Ferrara, è giusto? C'è qualche tensione, Marco, dalle parti della panchina del Catania. Cosa si stanno dicendo? No, ma c'è un po' di tensione con il pubblico, perché la panchina del Catania è praticamente attaccata alla tribuna, ovviamente, da dove stai parlando tu, sì, e qualcuno del pubblico si lamentava del fatto che qualcuno del Catania aveva sbattuto forte le mani sulla panchina, no? per scaricare la tensione di questo momento negativo, e sono venuti a discutersela. Rizzo nel frattempo all'interno della rigore con Sarao che non aggancia il pallone, si era spostato in altra posizione anche Sarno, posizione più centrale, il lancio che intendeva raccogliere proprio la posizione più profonda. È una partita sicuramente, vi abbiamo detto già nei primi 45 minuti, tra le peggiori interpretate dal Catania dall'inizio di questo campionato. Soltanto i flash del gol, poi diciamo che c'è stata una certa improvvisazione anche nella costruzione della manovra, nel tentativo di trovare comunque l'assolo del giocatore tecnicamente più quotato. Il Catania ne ha tanti, ma bisogna anche trovare sviluppi, e poi si è messo il pizzico di nervosismo. E adesso Catalano si è collocato in posizione centrale, Lorenzini di testa, attenzione perché adesso ha preso coraggio De Leonardis per il Santa Maria Cilento, può spazzare comunque lontano dall'area di rigore. Lubistani si fa vedere Sarao avanza palla al piede, scarica su Sarno sul settore di destra del campo, come al solito piede incrociato, e poi Palermo anticipato però sulla rincorsa da parte di Greco. Applausi per la chiusura difensiva. Guardate, Sarno, lancio per Palermo, la posizione irregolare, però lo stop di Palermo è troppo profondo. Greco è attento e chiude prima che possa raggiungere nuovamente il giocatore del Catania. Contatto con il pallone, Lubistani con le mani. C'è una sostituzione ancora tra le fila della Santa Maria Cilento. Marco. Si entra Ventura per il Santa Maria Cilento, entrerà al posto di Mancini. Il numero 17 Sasha Mancini, altro giocatore che si è guadagnato gli applausi del pubblico di casa. Sasha Mancini
corso tantissimo in questa partita, viene accompagnato fuori velocemente da parte di Palermo, che gli ricorda che deve uscire dall'altro versante del terreno di gioco, non necessariamente a fianco alla panchina, sostituzione che è già avvenuta. Mancano praticamente 8 minuti alla fine di questa partita, il Catania è sotto per 2-1 a Santa Maria Cilento, formazione che non si è rilassata ma sicuramente ha perso lo smalto delle ultime apparizioni e soprattutto in linea con quelle che sono state finora le trasferte della formazione rossazzurra. Abbiamo ricordato all'inizio di questa nostra diretta come il Catania abbia perso lo smalto delle vittorie in trasferta dopo la roboante vittoria contro il Paternò, poi sono stati soltanto pareggi nelle successive 3 trasferte. Ma intanto torniamo nuovamente a vedere quello che succede sul campo. Castellini lotta sul fronte di destra, poi comanda un calcio di punizione il direttore di gara. Lunghi tratti, troppo giovane, troppo immaturo per gestire forse determinate situazioni, non ha visto un calcio di rigore. Questo tecnicamente potrebbe anche capitare, non vede il fallo adesso su Russotto e forse stavolta aveva ragione il direttore di gara. Tutto questo non diciamo diluisce quello che è l'impatto che non è stato da Catania in questa partita, al di là di come vada a finire, sperando ovviamente che questa squadra adesso raggiunga quantomeno il pareggio. Mancano 6 minuti e mezzo più il recupero con Sarao, arriva Diop d'autorevolezza all'interno dell'area di rigore, poi Palermo, poi Sarao avanza palla al piede, Sarao prova la girata con il sinistro, viene sporcato il tiro e adesso ovviamente si accascia Greco, che sembra che abbia fatto la madre di tutte le parate. Tutto questo non succede perché proprio sul lancio di Sarao pallone sporcato da parte dell'onnipresente Koulibaly e poi facile l'intervento da parte di Greco, che spedisce però pallone direttamente lontano, non costruisce cercando la profondità. Il Santa Maria Cilento che diciamo è vicina ancora non troppo ad un risultato storico sostanzialmente, da quello da appendere in queste bacheche che abbiamo trovato, anche particolarmente belle, proprio con fotografie in bianco e nero. Ma torniamo nuovamente alla partita che ci sembra assolutamente più importante in questo momento. Inserimento sulla fronte di sinistra con Lubistani, scarica dietro Lubistani, si fa vedere Sarao all'interno della rigore, non si capisce con Palermo, poi può provare con Sarno, tocca e punto, tacco e punta e nessuno però che scarica il pallone in fondo al sacco. Ancora una volta Lubistani sul settore di sinistra con Chiarella poi che si fanno vedere in tanti. Adesso riparte Rizzo, prova a dare profondità, Sarno mette una palla con i giri giusti per la testa di Sarao, però pallone che Sarao non riesce a schiacciare all'interno del rettangolo delimitato dai 3 legni. Che bella giocata da parte di Sarno e guardate come arrivi Sarao sbilanciato, ovviamente Koulibaly come al solito a chiudergli la traiettoria di lancio e poi Sarao che arriva col corpo sbilanciato all'indietro, non riesce comunque a piazzare il pallone. Doveva sicuramente provare a fare di più anche il numero 99 della formazione rossazzurra. Vediamo, e adesso tutti a guardare il cronometro perché mancano 4 minuti più, oltre ovviamente il recupero. Rimessa con le mani a favore del Catania, la rimette Castellini, l'arbitro poi ha il suo bel da fare, pallone che passa invece al tecnico Ferraro, con le mani la gioca ancora il Santa Maria Cilento, fallo in attacco da parte della squadra di Gaetano e parte Rizzo.
per Lubistani. Russotto in posizione adesso più decentrata, è tornato Chiarella nuovamente in una posizione più interna a destra, quando Castellini si spinge tutto largo su quella corsia. Sembra una squadra che reciti un po' a soggetto. Nelle ultime apparizioni questo è parso il Catania. Probabilmente il potere di logorio che ha dover comandare una classifica e un campionato dall'inizio di questo torneo, ma questo sarebbe davvero uno scivolone non gravissimo, ma un campanello d'allarme. Castellini, il controllo di Castellini, scarica su Rizzo, poi Rizzo prova a mettere in movimento Chiarella sul fronte di destra, rimessa con le mani, applaudono come se avessero fatto un gol. Giustamente i tifosi della Polisportiva Santa Maria Cilento hanno guadagnato soltanto una rimessa con le mani e si prende tutto il tempo che può. Ovviamente Francesco Di Gaetano mette un'altra sostituzione ed esce Catalano, applausi, ed entra Francesco Campanella. È una giornata da incorniciare, quella che si sta praticamente concludendo qui all'interno dello stadio Antonio Carrano per i tifosi e anche i giocatori della Santa Maria Cilento. Ma mancano ancora 2 minuti più il recupero e dobbiamo evitare che Ferrara dica qualcosa. Che succede, Marco? Perché qui non se le mantano a dire. Per la prima volta vedo qualche scintilla che arriva anche da parte della panchina della Catania. Marco, non ti sento, ma torniamo nuovamente. Sì, Marco, dimmi. Allora, sì, qualche scintilla ancora fra le persone che sono in tribuna e i membri le persone in panchina del Catania. Dovremmo essere vaccinati a questa cosa, però aspettiamo. Sì. Allora. Che intanto che Campanella entra, Campanella giocatore che sì, è stato non benissimo nelle ultime settimane, va a rinforzare il reparto arretrato, importante scelta in questa fase finale della partita. E difatti abbiamo una difesa praticamente super imbottita, mentre c'è un fallo che l'arbitro fischia ai danni di Castellini, che rimane dolorante per terra. Si rialza nuovamente Castellini e adesso tra qualche istante, Marco, un altro intervento il tuo per dirci che recupero pensiamo. Minuti di recupero. Quanti? 5. Saranno 5 allora i minuti di recupero, e soprattutto 5 minuti ai quali il Catania affida la possibilità di andare a trovare quantomeno un pareggio che non violerebbe un percorso rosso-azzurro sempre con punti dall'inizio di questo campionato. 5 minuti, lo batte Somma, la rimessa con le mani, arriva alle parti di Rizzo, adesso è rimasto l'ultimo baluardo nella linea più arretrata. Somma, la scodella al centro dell'area di rigore, si difendono in 6 quelli della Polisportiva Santa Maria Cilento, e ancora Rizzo che ha giocato una partita pazzesca la sua in tutti i reparti del campo. Adesso fa davvero il libero Rizzo, vecchio stampo dietro la difesa, mentre attenzione perché possono sempre ripartire con particolare velocità i giocatori di Santa Maria Cilento. E adesso Ciro Ventura si guadagna una rimessa con le mani. Il controllo era stato iniziale con una Somma, l'ultimo tocco era stato del difensore della Catania e Ciro Ventura si prende la rimessa con le mani e soprattutto una manciata di secondi. Attenzione perché ci siamo dal limite dell'area di rigore per il Santa Maria Cilento, con pallone che viene scaramentato fuori per Koulibaly prova ad accentrarsi, lo portano invece fuori i giocatori del Catania. È bravo nel frattempo Lubistani quantomeno a portarsi fuori il giocatore. Ultimo tocco e poi ci sono cartellini gialli che l'arbitro spedisce proprio dalle parti di Koulibaly per aver allontanato il pallone. Nel frattempo il Catania lo può nuovamente rimettere in gioco e aspettiamo soltanto che l'arbitro autorizzi il portiere della formazione rossazzurra a mettere palla in fondo. Nel frattempo si è infortunato Koulibaly
e quindi crampi per lui. Trascorso 1 dei 5 minuti di recupero, anzi 2 in questo istante, e guardate come Koulibaly prende la bandierina del guardaline e poi si becchi anche l'ammonizione. Si è rialzato, ci sarà un extra time comunque ancora da recuperare. Ne siamo assolutamente sicuri rispetto ai 5 minuti concessi dal direttore di gara, ma ovviamente non dobbiamo assolutamente sbagliare. Rizzo alla fretta e mette attenzione nelle condizioni il Santa Maria Cilento di andare a scoccare il tiro dalla distanza, lo fa con Maio, pallone che si perde alto sulla traversa. È ovvio che adesso rischiamo qualcosa, ma dobbiamo rischiarla, tanto siamo sotto per 2-1, dobbiamo cercare quantomeno di andare a cercare la via del pareggio con Palermo che la mette al centro. Non abbiamo più schemi, si basa tutto quanto sul, diciamo, l'orgoglio dei singoli, e questo è stato un po' il leitmotiv di queste ultime apparizioni della Catania. Palermo avanza, palla al piede, riesce a mantenere un pallone. Volevamo, diciamo, questa energia nei primi 45 minuti e in buona parte della ripresa ci siamo cullati su un risultato di 1-1, mentre attenzione con Sarno, e mette palla al centro. Sarno non riesce però a scoccare il tiro, preferisce invece il piazzato di testa. Arriva Diop, fuori, c'è il calcio d'angolo. Sono trascorsi 3 minuti dei 5 concessi di recupero. Battuto il calcio d'angolo con la punta del pugno, lo mette Greco, e poi attenzione con Sarno, una serie di rimpalli e ancora calcio d'angolo per il Catania. Vorrebbero il fuorigioco i tifosi della formazione di casa, ma ovviamente l'arbitro non è dello stesso avviso. Tutti in piedi ci piazziamo anche noi per poter vedere le ultime azioni salienti di questa partita. Il calcio d'angolo a parte del Catania, pallone schizzato ancora una volta, gioco che non viene fermato nonostante il giocatore della formazione rossazzurra rimanga ancora togliente per terra all'interno dell'area di rigore. Si rialza nuovamente Sonne, attenzione, adesso deve uscire Beters, e poi attenzione perché Castellini potrebbe compiere un autentico miracolo, e lo fa proprio in questo istante quando Beters era uscito fuori dai legni. È stato davvero provvidenziale l'intervento di Castellini, mentre sentite come i tifosi della Polisportiva Santa Maria Cilento facciano una sorta di autentico countdown, e soprattutto hanno ormai la pallone distante dalla propria porta perché si riprenderà nuovamente a giocare. Maccorin di Pordenone, arbitro diciamo sovrastimato per la categoria, per alcune sue decisioni, ma questo ovviamente non pregiudica, diciamo, il momento di una Catania che adesso davvero rischia di perdere le distanze e le misure. Arriva ancora una volta Castellini, è l'ultimo baluardo, ma stavolta perde il pallone. Riesce Palermo finalmente a dire che questa palla può uscire definitivamente dall'area di rigore del Catania. Di testa invece Diop l'appoggia direttamente dalle parti di Greco, e l'arbitro ancora non fischia il finale di questa partita. Deve ancora recuperare quei 20 secondi, ma il tempo è abbondantemente scaduto. Siamo giunti 20 secondi oltre il quinto minuto. Darà un altro minuto, ha detto il direttore di gara, proprio per il minuto perso per l'infortunio corso a Koulibaly. Castellini, sentite il fracasso incredibile col quale i tifosi della formazione di casa aspettano il triplice fischio finale, ma attenzione perché il Catania è tutto quanto sbilanciato in avanti, ne può approfittare la squadra allenata da Di Gaetano, che adesso avanza, palla al piede con il Catania che chiude quasi questa partita con un'autorete. Finisce la partita al triplice fischio di Maccorin di Pordenone. Il Catania perde la sua prima partita dall'inizio di questo campionato contro la Polisportiva Santa Maria Cilento.